Buongiorno e ben trovati al nostro consueto approfondimento del martedì dedicato all'ULSS 2 Marca Trevigiana e dunque parliamo di salute, in particolare quest'oggi parliamo di malattie vascolari, quindi problematiche legate a vene e arterie. Perché conoscere queste malattie, le malattie vascolari e quindi partecipare anche attivamente alla prevenzione è importante? Lo scopriremo quest'oggi insieme al mio ospite che vi presento subito. In studio con me c'è il dottor Beniamino Zalunardo, direttore dell'unità operativa complessa di angiologia all'ospedale di Castelfranco Veneto. Buongiorno e ben trovato, dottore. Buongiorno dottoressa, buongiorno cari telespettatori. Grazie di essere qui con noi quest'oggi, anche perché lei è direttore dell'unità operativa complessa di angiologia all'ospedale di Castelfranco Veneto da poco più di un mese, quindi insomma da un tempo relativamente breve, anche se la sua esperienza parte da lontano. Ci aiuta a fare una fotografia del suo reparto così capiamo che cosa si fa all'interno? Certamente. Sì, sono stato nominato direttore dell'unità complessa di angiologia solo il 1° novembre, quindi da poco tempo, però lavoro in angiologia da 21 anni e quindi conosco bene l'angiologia. È una realtà molto particolare che costituisce una sorta di modello nel panorama della sanità italiana, che segue pazienti affetti da malattie vascolari, sia arteriose che venose, in tutto il loro percorso di malattia, dalla diagnosi al trattamento. Chiaro. Nella sede di Castelfranco abbiamo un reparto con 12 posti letto e più ambulatori e in reparto ricoveriamo circa oltre 200 pazienti affetti da malattie vascolari all'anno, però facciamo anche dimissioni veloci, anche presa in carico di terapie domiciliari se ci sono le indicazioni. In ambulatorio eseguiamo numerose prestazioni angiologiche, numerose prestazioni diciamo così con metodiche non invasive tipo l'ecocolor Doppler arterioso e venoso di vari distretti corporei e visite angiologiche anche in regime di urgenza, 6 giorni su 7, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20. E il numero delle prestazioni che fate è altissimo, no? Nel corso dell'anno? Notevole, sì, sono circa 32-33 mila all'anno, sì, certamente. E si lavora anche il sabato o la domenica. Poi abbiamo comunque anche altre sedi, per esempio nella sede di Treviso siamo presenti tutti i giorni dal lunedì al venerdì e abbiamo anche aperto delle collaborazioni tipo quella col pronto soccorso per la presa in carico dei pazienti con tromboembolismo venoso. Nella sede di Montebelluna siamo presenti a giorni alterni, nella sede di Valdobbiadene una volta a settimana. Quindi diciamo che abbiamo vari ambulatori, varie sedi. Diciamo che il centro comunque è Castelfranco Veneto. Ricordo anche che a Castelfranco da anni è stato avviato un ambulatorio per la gestione delle ulcere vascolari che è molto attivo anche in servizio di telemedicina con personale infermieristico altamente qualificato nella gestione delle medicazioni avanzate e dei bendaggi. È stato avviato anche, sempre a Castelfranco, un ambulatorio protetto dove è attiva la presa in carico di pazienti per terapie infusive, quindi risparmiando anche dei ricoveri. Poi c'è da dire che c'è una collaborazione molto stretta con la chirurgia vascolare dell'azienda ULSS 2 Marca Trevigiana. Questa è una cosa molto particolare in tutte le sedi in cui operiamo e questo costituisce un po' il fulcro un po' del team multidisciplinare. E i casi clinici, diciamo, di pazienti vascolari che necessitano di procedure diagnostiche o interventistiche endovascolari o chirurgiche vascolari vengono discussi collegialmente dall'angiologo e dal chirurgo vascolare in collaborazione anche col radiologo interventista, col cardiologo, con il diabetologo, il neurologo, il nefrologo o altri specialisti che possono diciamo, essere interessati, con cadenza fissa settimanale in modalità web, in modo da coinvolgere gli specialisti diciamo, nelle varie sedi. Poi molto importante è anche la collaborazione che abbiamo con le oncologie, sia quella dell'azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, sia quella dell'Istituto Oncologico Veneto per la gestione della patologia tromboembolica venosa nel paziente oncologico. Certo. Poi ci tengo anche a dire che il nostro è un centro anche dove si fa ricerca scientifica, partecipiamo a studi nazionali e internazionali e facciamo anche attività di formazione, studenti di medicina, tirocinanti di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Padova, medici specializzanti in medicina interna e cardiologia dell'Università di Padova, medici del master di secondo livello di medicina vascolare e delle malattie trombotico-emorragiche sempre dell'Università di Padova e anche medici che si iscrivono ai corsi teorico-pratici della Società Italiana di Diagnostica Vascolare. Ultimo,
diciamo che il nostro centro è anche accreditato da società scientifiche nazionali e internazionali anche a livello europeo, quindi dobbiamo portare avanti, certo, questa... Senta dottore, quindi non si curano soltanto i pazienti, ma si fa anche un'attività di ricerca, di formazione con i tirocinanti, quindi un'attività molto ampia, quella molto che ampia, svolgete. Sì. Oltre l'assistenziale, diciamo, certo. che è comunque fondamentale. Chiaro. E riuscite ad essere, con tutti gli ambulatori che lei ci ha elencato, capillari nel territorio e dare un servizio importante, no? Ai pazienti e ai cittadini. Esattamente, cerchiamo di avere questo servizio capillare perché i malati vascolari sono tanti e sono dappertutto e devono essere seguiti nel miglior modo possibile. Ecco, dunque, prima di insomma, addentrarci nel tema di quest'oggi, ricordo ai nostri telespettatori da casa che siamo rigorosamente in diretta e quindi attendiamo le vostre telefonate. Se volete insomma, fare una domanda o chiedere una curiosità al dottor Zalunardo, il numero lo state vedendo ed è lo 0422 16 28 332. E dunque entriamo nel tema di oggi, le malattie vascolari, le patologie vascolari. Che cosa si intende quando parliamo di patologie vascolari, dottore? Bene, le malattie vascolari sono quelle malattie che interessano il sistema circolatorio e per sistema circolatorio si intende un sistema chiuso di vasi, i vasi sanguigni, in cui il sangue circola sotto la spinta del cuore. Sono due i tipi di vaso sanguigno, le arterie che portano il sangue dal cuore ai tessuti, alla periferia, e le vene che portano invece il sangue dai tessuti, cioè dalla periferia al cuore. E le malattie colpiscono questi vasi, quindi possiamo dire che ci sono malattie arteriose e malattie venose. Poi ci sono anche i vasi linfatici con manifestazioni tipo linfedema che può essere invalidante. Certo, quindi insomma parliamo di vene, di arterie, ma insomma di tutto il sistema vascolare del nostro corpo. Lei ci accennava poco fa che sono anche molto diffuse nella popolazione, no? Sì, le malattie arteriose sono molto diffuse e diciamo che determinano anche, alzano il livello della mortalità e la morbilità, sono veramente diffusissime e sostanzialmente sono malattie legate all'aterosclerosi ed è l'aterosclerosi la causa di queste malattie. L'aterosclerosi è un processo di invecchiamento progressivo delle arterie che porta alla formazione di placche, che appunto chiamiamo aterosclerotiche, che sostanzialmente possono portare al restringimento del lume del vaso, alla cosiddetta stenosi, oppure alla loro occlusione. Questo fenomeno si può verificare in tutte le arterie, generalmente di più a livello delle arterie coronarie, che sono le arterie del cuore, e la conseguenza peggiore che si può avere in quel caso è l'infarto miocardico acuto, ma può interessare anche le arterie periferiche, quindi le carotidi e le arterie delle gambe. Se c'è l'interessamento delle carotidi ci può essere quindi col restringimento e l'occlusione di queste arterie il rischio di ictus. Se c'è invece un interessamento delle arterie della gamba si può avere la cosiddetta arteriopatia periferica, che in genere porta dolore alle gambe, tipicamente che si ha camminando, ma nei casi gravi può essere dolore che si ha anche stando fermi e addirittura si può avere le famose ulcere e gangrena. E poi questi tre distretti sono quelli un po' più interessati, dove è frequente l'aterosclerosi, ma ci sono anche altri distretti che possono essere interessati come gli arti superiori, gli organi addominali. E poi se vogliamo avere una panoramica completa delle malattie arteriose non dobbiamo dimenticarci che ci sono anche le malattie legate alla dilatazione delle arterie, quindi gli aneurismi, che possono essere in varie arterie, ma diciamo che quella più frequente è sicuramente l'aneurisma dell'aorta addominale, che è una dilatazione dell'aorta addominale che si ha soprattutto nei maschi fumatori di una certa età e che è una patologia potenzialmente letale, perché insomma, in quanto l'aneurisma si può rompere con un alto rischio di morte se non si interviene prontamente. Poi lo approfondiamo questo tema anche perché mi sembra di capire che è fondamentale andare a lavorare su quelli che sono i fattori di rischio e dunque sulla prevenzione. Sono a volte dei semplici e banali accorgimenti che semplici e banali non sono, perché ci possono davvero salvare la vita o comunque insomma stare in salute. Abbiamo una prima telefonata in studio, sentiamo che cosa ci vogliono dire da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Simone, Treviso. Buongiorno, prego Simone, se abbiamo capito bene, prego. Esatto, volevo chiedere al dottore, io ho avuto mia madre che soffriva di TVP, cioè trombosi venosa profonda, ed era in cura per un po' di tempo con l'eparina, vari dosaggi secondo la prescrizione dello specialista.
Io mi sono trovato delle macchie venose e ero per scrupolo, come medico di base, ho fatto l'esame tramite esame del sangue per, come si chiama? Per gli anticorpi, per vedere se avevo un caso di ereditarietà. La risposta è stata negativa, però voglio sapere se si possono trattare con sclerosanti oppure qualcos'altro. Insomma. Vi ascolto per televisione e buon lavoro. Grazie mille per la sua telefonata. Allora, non so se siamo riusciti a individuare, chiaramente senza conoscere la storia clinica nel dettaglio. Ho capito che la signora è in terapia anticoagulante con l'eparina, quindi fa delle somministrazioni sottocutee e che ha delle macchie. Per una trombosi venosa profonda. Esatto, però sono comparse queste macchie e un po' insomma... non mi è chiaro se sono comparse, mi sembra di aver capito, sono comparse a livello delle gambe e parla forse di vene varicose, perché quello è un altro discorso. Se non ho capito male, ha parlato di sclerosanti, quindi parla di una comparsa di vene varicose, quindi della malattia venosa cronica che diciamo è un'altra cosa rispetto alla trombosi venosa profonda, di cui parleremo dopo. Certo. E diciamo che può essere trattata, poi vedremo anche come, tipo con l'utilizzo di calze elastiche, con l'utilizzo di farmaci flebotonica, con l'attività fisica, e dopo vedremo. Subito forse avevo intuito che potesse parlare anche di ematomi legati alla somministrazione sottocute, diciamo, del farmaco, ma forse alla fine non era questo che intendeva. Ma il controllo degli anticorpi può essere presenti nel sangue, perché diceva che insomma ha fatto l'esame del sangue per controllare quanto potessero essere attivi gli anticorpi. Non mi è chiaro che tipo di anticorpo abbia chiesto. Ci sono degli anticorpi che possono essere chiesti che sono, adesso dirò una parola un po' medichese, diciamo, antifattore piestrinico 4 eparina, sono degli anticorpi rivolti contro delle aggregazioni diciamo, dell'eparina con questo fattore piestrinico. È una patologia, diciamo, grave, rara per fortuna, che può, diciamo, insorgere dopo aver cominciato il trattamento con l'eparina, ma di solito insorge nei primi 15 giorni. Se insorge a distanza, cioè non può insorgere, diciamo, oltre i primi 15 giorni. Però è una patologia che va riconosciuta ed è il motivo per cui si fa il controllo dell'emocromo nei primi 15 giorni quando si fa un trattamento con l'eparina, per vedere che non si abbia questo tipo di patologia potenzialmente letale che determina un calo delle piastrine che poi in realtà non porta a fenomeni emorragici, ma in realtà porta al contrario a fenomeni trombotici anche diciamo gravissimi e pericolosi per la vita. Il consiglio finale è quello di magari approfondire e di attenersi poi alle prescrizioni che verranno date dallo specialista di riguardo, ovviamente, all'angiologo, certo, perché poi insomma capiremo ancora più nel dettaglio qual è il ruolo dell'angiologo. Insomma. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto, buongiorno? C'è qualcuno in linea? Sì. Pronto, buongiorno? Con chi parliamo? Oh, già. Buongiorno. Buongiorno. Sono Anna, telefono da Padova. Io ho un problema. Prego. Ho le mani, d'inverno incomincio già a ottobre a avere i geloni. Da 10 anni a sta parte ho incominciato con poco e adesso le mani sono piene, nonostante mi proteggo sempre quando vado fuori, con guanti, io non sono una che teme il freddo perché anche il viso non lo copro mai, la testa, però le mani sono piene di geloni, i piedi sono caldi, porto sempre calze sottili, però le mani sono il problema è alle geloni. mani. Chiaro, Anna, grazie per la sua telefonata. Può essere un problema, dottore, legato al sistema vascolare? Lei ci porta sul, diciamo, un argomento diverso che sono le acrosindromi vascolari, diciamo che è un termine un po' altisonante, ma sta a indicare che c'è un problema vascolare a livello, diciamo, periferico, di solito a livello delle mani o dei piedi o anche a livello delle orecchie e del naso. Sono fenomeni in genere comunque funzionali, cioè non anatomici, non di ostruzione o, diciamo, occlusione di arterie, ma semplicemente di vasocostrizione, cioè noi abbiamo delle arteriole, dei vasi che sono, diciamo, dei vasi muscolari, cioè diciamo, la parte muscolare che tende, diciamo così, a contrarsi, per cui in queste persone è diciamo, una condizione molto diffusa. Si ha questa costrizione per cui arriva
diciamo, un po' meno sangue a livello delle estremità, come può essere le mani. Ci sono vari tipi di acrosindrome, questa qua dei geloni è una di queste, chiamata anche eritema pernio, perniosi acuta, c'è anche il famoso fenomeno di Raynaud e altre cose di questo genere. Cosa si può fare? Innanzitutto bisogna intanto escludere che non ci sia una malattia reumatologica sottostante, perché spesso, soprattutto diciamo, a una certa età, io non so quanti anni è la signora, ma comunque ci può essere una malattia sottostante tipo la sclerodermia, e quindi bisogna fare un approfondimento per vedere se c'è questo tipo di malattia. Si fanno degli esami del sangue, c'è anche un esame che si chiama capillaroscopia, si va a studiare i capillari. Può essere che non c'è niente, speriamo, può essere una forma, come si dice, idiopatica, in ogni caso si può fare qualcosa. Ci sono anche farmaci che possono essere somministrati, vasodilatatori, per esempio farmaci anche per la pressione, che i calcioantagonisti famosi tipo la nifedipina, la mlodipina possono essere usati per dilatare. Poi ci sono addirittura anche farmaci che possono essere anche nei casi gravi iniettati per via infusiva e fare dei cicli di terapia. Banalmente ci sono anche degli integratori che possono essere presi a base di ginkgo biloba, certo. Però comunque conviene alla signora che si rivolga, diciamo, all'angiologo. Prima escludere, ecco, che non ci sia una concomitanza con altre patologie. Senta dottore, poco fa abbiamo parlato di malattie aterosclerotiche. Noi possiamo fare qualcosa, possiamo in qualche modo bloccare l'invecchiamento delle arterie, cioè è possibile prevenire un po' queste malattie di cui stiamo parlando oggi? Questo sarebbe l'optimum, bisognerebbe fare qualcosa prima che compaia la malattia vascolare, certo. E possiamo fare veramente molto, moltissimo. L'unica cosa che non possiamo fare è modificare la nostra età, che è un fattore di rischio, però per il resto, per gli altri fattori di rischio possiamo veramente fare molto, quindi dobbiamo, e quali sono gli altri fattori di rischio? Li ricordiamo, penso che tutti li conoscano, ma è bene meglio sempre ricordarli. Ripeterli, dottore. Diciamolo così: il colesterolo alto, il fumo di sigaretta, l'ipertensione arteriosa, il diabete mellito. Quindi dobbiamo sapere se abbiamo dei livelli di colesterolo LDL, cioè quello cattivo, alti nel sangue. Se ce li abbiamo dobbiamo ridurli. Dobbiamo sapere se abbiamo un diabete per curarlo, dobbiamo controllare la pressione, perché se siamo ipertesi dobbiamo normalizzarla. Se fumiamo dobbiamo smettere di fumare. E questa è una base, ma non cioè, bisogna anche modificare anche il proprio stile di vita, cioè nel senso che dobbiamo fare tanta attività fisica, camminare, andare in bicicletta, nuotare, mangiare cibi sani. E vorrei a tal proposito spendere una parola in più per l'ipercolesterolemia, e qua ci tengo molto, perché non è solo un semplice fattore di rischio per l'aterosclerosi come gli altri, è proprio un fattore causale di aterosclerosi, vuol dire che è causa di aterosclerosi. Come? Il colesterolo LDL, quello cattivo che circola nel sangue, se circola in grande quantità, sono particelle, può entrare nelle pareti delle arterie che sono magari infiammate, che ne so, dal fumo, dall'ipertensione, dal diabete, può accumularsi all'interno della parete delle arterie e dare inizio a un processo abbastanza complesso che però porta alla deposizione di grassi e alla formazione, l'inizio, formazione e poi progressione di queste placche aterosclerotiche che sostanzialmente protrudono nel lume e vanno sostanzialmente piano piano a chiudere l'arteria. Quindi il messaggio che volevo lanciare è un po' questo: mantenere alti livelli di colesterolo cattivo nel sangue per anni non va bene, dobbiamo pensare di abbassarlo in tutti i modi in cui è possibile farlo. Ma come si fa per sapere se effettivamente ho uno di questi fattori di rischio? Escluso alcuni. So che non fumo, so che faccio attività fisica, so che magari ho il colesterolo a un livello buono. Come faccio per sapere se effettivamente ho questi fattori di rischio che possono comunque portarmi un domani ad avere dei problemi? Sì, beh, allora intanto dobbiamo sicuramente rivolgerci al nostro medico di medicina generale, che sa sicuramente cosa fare, come gestire i fattori di rischio cardiovascolare e impostare le terapie appropriate. Può quindi farci fare degli esami del sangue per vedere i nostri livelli di colesterolo cattivo, le glicemie, se abbiamo un'insufficienza renale. Può anche però avviarci a una diagnostica per la ricerca dell'aterosclerosi, tipo l'esame all'ecocolor Doppler dei tronchi supraortici o quello arterioso delle gambe, e se si scopre che il paziente ha una malattia vascolare può inviare, anzi deve inviare il paziente in un centro di medicina vascolare come il nostro, dove vi è la presa in carico del paziente e dove c'è anche la gestione multidisciplinare della malattia
nelle sue varie fasi di cronicità e di acuzie. Quindi è importante l'alleanza che ci può essere, la collaborazione che ci può essere tra lo specialista vascolare e il medico di medicina generale. Molto velocemente, dottore, prima di andare in pubblicità e di fermarci per qualche minuto, quali sono le indagini diagnostiche che vengono fatte in caso di sospetto di malattia vascolare arteriosa? Stiamo parlando di questo. Ok, allora non dimentichiamoci che ci sono due momenti imprescindibili dell'attività medica, che sono l'anamnesi e l'esame obiettivo, cioè dobbiamo conoscere il paziente, quindi dobbiamo interrogarlo, dobbiamo ascoltarlo, sentire che disturbi ha e poi dobbiamo anche visitarlo. Per quanto riguarda l'anamnesi, quindi la storia, una cosa importante da sapere, per esempio, se il paziente ha dolore quando cammina, perché questo ci può orientare appunto verso un'arteriopatia periferica. È una cosa facciamo un esempio, paziente che ha dolore al polpaccio o anche a una coscia o una natica, il gluteo, dopo un certo intervallo, una distanza insomma, di marcia, tipo 100-200 metri, si ferma e passa il dolore, ecco questo è altamente sospetto per un'arteriopatia periferica. E un'altra cosa importante da fare a livello di esame obiettivo è palpare i polsi periferici. È un esame semplicissimo, quindi i polsi anche delle gambe, si va con le dita a mettere la mano dove passano le arterie a livello sia delle gambe che dei piedi, si sente se pulsano. Già il fatto di sentire che pulsano, cioè che i polsi ci sono, ci dice che il paziente non ha l'arteriopatia periferica, anche se magari ha dolore. Invece non trovare i polsi o trovarli flebili, diciamo poco sviluppati, non sentirli bene e sapendo poi che il paziente ha dei dolori quando cammina oppure anche tanti fattori di rischio cardiovascolare ci porta a un approfondimento. E allora lì deve essere mandato all'angiologo. Che cosa fa l'angiologo? Misura la pressione alle caviglie e alle braccia e fa un rapporto tra queste due pressioni. Questo rapporto si chiama indice caviglia-braccio ed è molto importante, un strumento molto semplice che si fa con uno sfigmomanometro e con un dopplerino e ci dice praticamente se c'è questa malattia, cioè se le arterie sono malate. E oltre a dirci se c'è la malattia ci dà anche altre informazioni da un punto di vista prognostico, cioè ci dice anche che quel paziente è a rischio di infarto miocardico. E così insomma si riesce a capire quale può essere la terapia più corretta da impostare. La interrompo perché abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto? Pronto, sì, buongiorno. Prego. Sono Mario da Castel di Vorrigo. Prego Mario. Ecco, posso... Dica pure, il dottore l'ascolta. Sì, volevo sentire il dottore a riguardo, che io ho un problema che è da 9 dicembre del 21, che ho sempre dolori alle gambe e ai piedi che non li sento neanche dei dolori. E continuo, sono 4 anni ormai che vado avanti. E sono stato a far visite. Abbiamo capito, insomma, un dolore alle mani Sì, e ai piedi, sì, ecco. ma dico, ho fatto visite a Mestre, ho fatto visite in varie parti, insomma, ma non mi hanno mai risolto il problema. Chiaro Mario, abbiamo capito. Grazie per la sua telefonata. È un po' difficile dare una risposta partendo da un dolore alle mani e dai piedi. È difficile però perché potrebbe essere un indicatore? Sì, può essere un indicatore anche di arteriopatia periferica, ma anche di malattia venosa. Sì, il paziente va visitato e il dolore può avere varie cause. Allora c'è la parte vascolare, quindi abbiamo visto arterie o vene, certo. Ma c'è anche una parte osteoarticolare. Ci sono anche dolori, per esempio, che sono di tipo, diciamo così, neuropatico. Banalmente il mal di schiena può dare dolori alle gambe. Spesso mi capita di visitare un paziente che viene là per una sospetta malattia diciamo così vascolare, in realtà ha semplicemente un'ernia discale e i dolori sono riferibili a quello. Quindi sostanzialmente bisognerebbe capire quando insorge il dolore, se insorge camminando, stando fermo, se è a letto durante il giorno. Insomma, bisogna capire bene questa parte, diciamo, anamnestica e poi si possono fare degli accertamenti. C'è tutta la parte vascolare che possiamo fare, arteriosa e venosa. Ci sono esami anche come l'elettromiogramma, ci sono insomma certo. Esami che poi vanno a indagare su altri apparati. Però insomma si parte dall'anamnesi iniziale, dalla conoscenza del paziente. Chiaro, noi ci fermiamo allora per una brevissima pausa di pubblicità, davvero un paio di minuti e poi torniamo a parlare di malattie vascolari. A tra poco.
Ben ritrovati in studio, nuovamente in diretta, spazio dedicato alla salute. Stiamo parlando di malattie vascolari insieme al dottor Beniamino Zanunardo, direttore dell'unità operativa complessa di angiologia all'ospedale Castelfranco Veneto. Abbiamo parlato di tante cose fino adesso, no? Anche di quanto sia importante la prevenzione, capire quali possono essere i fattori di rischio. Lei insomma poco fa ha nominato una patologia che è l'arteriopatia periferica. Ci dice qualche cosa in più riguardo a questa malattia? E guardiamo anche questa immagine che lei ci ha portato, che ben ci fa capire insomma di che patologie e di che malattie stiamo parlando. Prego, dottore. Certo, l'arteriopatia periferica è appunto una patologia aterosclerotica che colpisce le arterie delle gambe e porta, come vedete a destra, al restringimento, alla stenosi o addirittura all'occlusione di arterie della gamba. E il sintomo tipico, come dicevo anche prima, è il dolore che si ha quando camminando. Lo chiamiamo con termini latini claudicatio intermittens, zoppio intermittente, cioè questo dolore che può comparire al polpaccio se per esempio questa occlusione o stenosi significativa è a livello del femorale, della coscia, può essere anche più alto, quindi a livello anche sentirlo quindi a livello di coscia e di gluteo se questa ostruzione, questa stenosi è a livello iliaco, cioè a livello di un'arteria della pancia. Si manifesta quando stiamo camminando o anche quando siamo fermi, dottore? No, tipicamente quando camminiamo. Infatti è molto importante capire questa autonomia di marcia del paziente, quindi va chiesto al paziente quanta strada riesce a fare prima di avvertire il dolore. È importante per capire un po' anche la gravità della malattia. Ci sono pazienti che hanno dolore dopo 100 metri, altri dopo 1 chilometro, altri addirittura dopo 10-15 metri. Diciamo che questi pazienti sono una buona fetta dei pazienti con arteriopatia periferica. Ci sono però pazienti purtroppo anche più gravi, e per fortuna la minoranza, in cui cioè il dolore si ha anche stando fermi. Di solito i pazienti ce l'hanno a letto quando sono distesi, tendono a tenere la gamba a penzoloni per far arrivare più sangue, per star meglio, e la cosa brutta è che poi a lungo andare la pelle si può ulcerare a livello delle dita, quindi si formano le ulcere che se si infettano poi diventano anche gangrena. E questa è una condizione molto, molto pericolosa, perché si può arrivare anche alle amputazioni che possono essere minori, cioè tipo di 1 o 2 dita, possono essere anche maggiori, addirittura si arriva anche all'amputazione di gamba o di coscia. Poi c'è tutta una fetta di pazienti che arrivano a essere quasi la metà, cosiddetti asintomatici, e lo sono per vario motivo. Un motivo può essere che magari hanno dei circoli collaterali ben compensati, magari i fattori di rischio sono ben controllati. Altro motivo può essere perché non camminano abbastanza, perché sono molto invalidati, magari sono anziani, problemi articolari e quindi non riescono ad arrivare a quella distanza in cui avvertono il dolore. E poi ci sono quei pazienti invece che hanno una neuropatia periferica, cioè dei nervi malati alle gambe e quindi non percepiscono bene il dolore, tipico dei diabetici. Questi pazienti asintomatici sono comunque, come dire, una mina vagante, pazienti che sarebbe bene scoprire, perché sono pazienti in cui la malattia comunque progredisce e possiamo arrivare a scoprirla quando ormai è avanti, cioè quando hanno magari anche l'ulcera, la gangrena, oppure quando hanno fatto un infarto miocardico. Quindi il messaggio è quello di non trascurare, perché, soprattutto se ci sono fattori di rischio, se il paziente fuma. Bene, qualora si verificasse questa Ed è una patologia. malattia molto diffusa. Abbiamo dati mondiali anche europei che ci dicono, dati del 2015, che i pazienti con questa malattia nel 2015 erano 236 milioni ed erano aumentati del 17% rispetto al 2010, quando erano circa 202 milioni, circa il 5% della popolazione mondiale. Se andiamo a vedere i dati dell'Europa, addirittura sono il 9% della popolazione, quindi 40 milioni. E se andiamo a vedere quelli che hanno più di 65 anni, le persone che hanno più di 65 anni, addirittura 1 su 5 ha questa malattia. Quindi è una malattia molto diffusa e che spesso non è diagnosticata e non viene neanche trattata bene una volta che è diagnosticata. Questi pazienti vanno anche trattati peggio rispetto ai coronaropatici, quelli che hanno avuto l'infarto. E sono pazienti infatti che muoiono di più anche rispetto, paradossalmente, a chi ha avuto già un infarto, e rispetto, per esempio, muoiono di più anche rispetto alle pazienti con cancro della mammella o con i pazienti con linfoma. Quindi sostanzialmente sono pazienti che sarebbe bene individuare per poterli curare bene. E qualora insomma viene fatta una diagnosi accurata e corretta, come viene trattato il paziente, dottore? Il paziente viene trattato innanzitutto col controllo dei fattori di rischio cardiovascolare. Spesso sono pazienti che fumano, devono smettere di fumare. Abbiamo visto che il colesterolo LDL, quello cattivo, va abbassato ma tantissimo, anche con farmaci. Ovviamente si cura anche l'ipertensione e il diabete.
Si devono somministrare farmaci, diciamo così, antitrombotici. Di solito si somministra l'aspirina a bassa dose, che è un antiaggregante piastrinico, cioè impedisce l'aggregazione delle piastrine, o il clopidogrel. Adesso abbiamo anche terapie di associazione nei casi un po' più avanzati, possiamo associare addirittura l'aspirina a bassa dose con un anticoagulante a bassa dose che è il rivaroxaban. Poi una terapia fondamentale di questi pazienti, vale per tutti i pazienti cardiovascolari, ma in particolare per questi, camminare. Devono camminare tutti i giorni per almeno mezz'ora al giorno. Questa è una terapia fondamentale, come dare una medicina. Nel nostro centro, per esempio, abbiamo anche delle educatrici che sono delle figure professionali che un po' seguono questi pazienti nel percorso riabilitativo. Diciamo che il 70-80% dei pazienti vengono curati solo così con la terapia medica. Quegli altri pazienti potrebbero aver bisogno del chirurgo vascolare. Quando passa la palla al chirurgo vascolare, dottore? Purtroppo, come abbiamo visto prima, quando si ha l'ischemia critica degli arti inferiori, quindi quando il dolore è a riposo e compaiono ulcere ai piedi. Lì purtroppo la terapia medica non basta e lì bisogna rivascolarizzare la gamba, cioè bisogna far arrivare più sangue. Come? Bisogna scoprirlo con un angiotac o con un'arteriografia, quindi si studia il paziente, tutto questo viene fatto, comunque viene fatta anche una discussione multidisciplinare, e poi può essere che sia necessario di fare un bypass, e bypassare quindi l'occlusione, oppure semplicemente di fare un'angioplastica su un vaso che è ristretto. E comunque una volta che è fatto l'intervento, il messaggio è anche questo, sono pazienti che dopo rischiano tantissimo sia di avere eventi alle gambe che al cuore, per cui non vanno abbandonati a se stessi. Cioè, se l'intervento chirurgico vascolare ha salvato la gamba e ha migliorato i sintomi, questi pazienti però dopo l'aterosclerosi è un processo che continua in loro, per cui vanno ripresi e tutta la terapia che dicevo prima va continuata cercando di... E va continuata nel tempo. Nel tempo, sì. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto, buongiorno, parla Marcon Valentina. Buongiorno signora, prego. Niente, io sono stata vista dal dottor Giallonardo a luglio per un residuo trombotico sulla gamba destra e volevo chiedere se era il caso di ripetere. Non ho problemi, almeno apparentemente. Se devo ripeterlo, cosa devo fare? Se mi può dare una risposta. Grazie signora per la sua telefonata. Prego dottore, cosa possiamo consigliare alla signora? Sinteticamente, sì. Di solito consigliamo un follow up delle trombosi. Adesso non ho capito se il residuo era su una vena profonda o una vena superficiale. Di solito se è stata una trombosi venosa profonda, sicuramente è un paziente che ha un suo follow up. Anche qualora non avesse sintomi, come dice la signora, che non ha disturbi? Sì, se ha già avuto un evento e ha magari sospeso la terapia anticoagulante, è un paziente che ha comunque un rischio di recidiva avendo già avuto un evento trombotico, e quindi sostanzialmente è un paziente che periodicamente va seguito. Anche se fa una terapia anticoagulante va seguito comunque, c'è sempre la possibilità di cambiare la terapia, perché comunque la terapia non è mai a vita, nel senso che bisogna sempre valutare in questi pazienti il rapporto rischio-beneficio delle terapie e magari modificare la terapia se si valuta strada facendo. Sì. Senta dottore, anche con l'aiuto di questa immagine introduciamo il tema delle malattie venose, perché tra le malattie vascolari rientrano anche le trombosi venose. Cosa sono, quando c'è il sospetto che siano presenti nel paziente? Sì, la trombosi venosa profonda è sicuramente la patologia venosa più pericolosa, perché si può complicare con l'embolia polmonare. Trombosi venosa profonda ed embolia polmonare rappresentano la stessa malattia e si parla di malattia tromboembolica venosa. E per spiegare questo basta dire che, pensare insomma, che la metà dei pazienti che hanno una trombosi venosa profonda prossimale degli arti inferiori, prossimale vuol dire che arriva almeno all'apoplite, se non anche più, quindi è più estesa, hanno un'embolia. Quindi metà dei pazienti che hanno questa trombosi hanno un'embolia asintomatica. Se prendiamo i pazienti invece con un'embolia polmonare, troviamo che il 70% hanno una trombosi venosa profonda. Quindi si parla più o meno di due facce della stessa medaglia, fondamentalmente. Sostanzialmente è una patologia molto frequente. Anche qui l'incidenza è alta. È altissima, sì, si parla, la terza patologia cardiovascolare più frequente dopo la cardiopatia ischemica e dopo l'ictus cerebrale.
è la terza causa di morte nella popolazione occidentale e se andiamo a vedere i pazienti ricoverati in ospedale, gli ospedalizzati, è addirittura la prima causa di morte. Quindi è veramente una patologia molto diffusa e anche pericolosa. Quali sono i fattori di rischio in questo caso, dottore? Allora, i fattori di rischio innanzitutto l'età. C'è un aumento con l'età che diventa proprio esponenziale sopra i 60 anni. Addirittura diciamo che se nella popolazione generale l'incidenza è un caso su 1000 all'anno, se andiamo a vedere per esempio i pazienti che hanno tra i 70, diciamo le persone che hanno tra i 70 e gli 80 anni, l'incidenza arriva a 25 casi su 1000. Quindi aumenta. Sì. Poi ci sono altri fattori importantissimi, l'immobilizzazione prolungata, i tumori e pure le terapie antitumorali, la chirurgia, ma soprattutto l'ortopedica maggiore, quindi gli interventi per frattura di femore, protesi d'anca, protesi di ginocchio e la chirurgia addominale oncologica, quindi gli interventi che si fanno in pancia per tumori. Poi ci sono anche altri fattori, tipo ci sono delle alterazioni della coagulazione, magari anche genetiche, che qualcuno ha. Nella donna abbiamo dei fattori, diciamo, sesso specifici come la gravidanza, il puerperio, la pillola, la terapia ormonale sostitutiva. Quindi ci sono vari fattori, chi ha più peso, chi meno, insomma. Certo. Senta, c'è un sintomo che deve far accendere un campanello d'allarme? Sì, il sintomo che deve far accendere proprio un bel campanello d'allarme e far sì che il paziente vada dal suo medico o vada anche in pronto soccorso è una gamba gonfia e dolente. Come quella che stiamo, questi esempi che stiamo vedendo in questa immagine? Questa è una trombosi venosa forse? Questo è un altro tipo di trombosi venosa, me la spiego? Sì, prego. Questa è una trombosi, diciamo, un po' meno pericolosa, tra virgolette, della trombosi venosa profonda. È considerata più benigna, ma in realtà non lo è. È una trombosi di vene superficiali, in genere varicose, come vedete. Diciamo che viene considerata benigna, ma in effetti non lo è, perché si è visto che almeno fino in un 25% di casi si associa a una trombosi venosa profonda e ci può essere anche in qualche caso un'associazione con l'embolia polmonare. Comunque, quindi non va neanche trascurata neanche questa. Allora, se nella trombosi venosa profonda abbiamo la gamba, diciamo, gonfia e che fa male, qui abbiamo l'arrossamento cutaneo, cioè la comparsa di un cordone rosso duro e dolente. In entrambi i casi bisogna rivolgersi al medico. Diciamo che per la trombosi venosa profonda conviene andare rapidamente, magari anche in ospedale, soprattutto se ci sono dei sintomi come mancanza di respiro e dolore toracico, perché ci può essere un'embolia polmonare. Anche in questo caso della trombosi venosa superficiale conviene andare dal medico che prescrive un ecodoppler venoso, perché sostanzialmente con l'ecodoppler venoso noi facciamo diagnosi sia dell'una che dell'altra. Per quanto riguarda la trombosi venosa superficiale, noi confermiamo la diagnosi, che spesso è abbastanza evidente, ma non sempre lo è. Vediamo anche l'estensione della trombosi, perché spesso quello che vediamo, quell'arrossamento, pensiamo che lì sotto, solo là sotto ci sia la trombosi, in realtà è molto più estesa di quello che si vede. E a volte la troviamo proprio in vene profonde. Ed è importante saperlo perché il trattamento è diverso. Per quanto riguarda la trombosi venosa profonda, anche lì la diagnosi è la stessa, si fa la compressione, se la vena non si comprime vuol dire che dentro c'è questo trombo. Che cos'è un trombo? È un coagulo di sangue che può essere più o meno esteso, può essere confinato alle vene del polpaccio, ma può essere anche molto più esteso, andare molto in alto, tipo arrivare alla coscia o addirittura arrivare anche in pancia. Come si fa a vedere fino a dove arriva? Con è sempre esame? Con l'ecocolor Doppler, un esame che ci permette di esplorare tutto l'asse venoso e di fare diagnosi. Certo. Può essere che un pezzo di questo trombo si stacchi, di questo coagulo, e attraverso la parte destra del cuore, quindi atrio destro e ventricolo destro, arriva nella circolazione polmonare, sulle arterie polmonari. E questa è l'embolia polmonare ed è una cosa pericolosa perché sostanzialmente il cuore, la parte destra del cuore, si trova a pompare contro un ostacolo, una maggiore resistenza che trova a livello polmonare e quindi va in sofferenza. Ed è il motivo per cui appunto si rischia molto con l'embolia polmonare. Certo. L'embolia polmonare può essere anche asintomatica se non è molto estesa. Può dare appunto mancanza di respiro, può dare dolore toracico, ma nei casi gravi insomma, può dare addirittura uno stato di shock, di ipotensione, e lì bisogna intervenire prontamente, cioè i medici devono somministrare un farmaco, si dice fibrinolitico, cioè che sciolga l'embolo, altrimenti si rischia insomma. Certo. La terapia anticoagulante comunque è la terapia di tutti i casi di trombosi venosa profonda ed embolia polmonare, sia di quelli che sono fibrinolizzati, pazienti così, sia degli altri casi. Quindi alla fine sono pazienti che devono essere trattati con dei farmaci
che riducono la capacità coagulativa del sangue. La terapia si fa per molto tempo, di solito si fa da un minimo di 3 mesi, anche fino a tutta la vita, a seconda certo. del rischio. Senta, dottore, abbiamo l'ultima manciata di minuti a nostra disposizione. Le chiedo insomma di raccontarci qualcosa sulla malattia venosa cronica. Anche questa è una patologia molto diffusa e che interessa, come vediamo da questa immagine, gli arti inferiori. Sì, la malattia venosa cronica è veramente molto diffusa e desta molto l'interesse della gente. Diciamo che colpisce il 10-30% dei maschi e il 25-55% delle femmine, quindi più le femmine rispetto ai maschi. Diciamo il rapporto femmine-maschi è 3-1, cioè ogni 3 femmine che hanno la malattia ce n'è un maschio. Ecco. E i fattori di rischio sono l'età, che avanza, anche se... Che ricorre in questa puntata l'età. Ricorre, ma c'è da dire che ci sono anche ventenni con problemi di vene. Poi c'è la familiarità, questa è una cosa importante, c'è una predisposizione genetica. Il sesso femminile è un fattore di rischio, come pure la multiparità, cioè il fatto di aver avuto molte gravidanze, l'obesità, la pillola, anche, adesso uso un termine medico, l'ortostatismo prolungato, cioè il fatto di stare a lungo in piedi o seduti, e il fumo. È una malattia con dei sintomi che sono non proprio specifici, che sono specifici di quella malattia, possono essere sintomi anche di altre malattie, ma hanno delle caratteristiche particolari per cui le possiamo riconoscere. Allora, i disturbi principali sono il senso di pesantezza alle gambe, il dolore alle gambe, poi ci sono altri disturbi un po' meno specifici, tipo stanchezza delle gambe, crampi, prurito, formicoli, così. Ma tipico di questi disturbi è che si hanno durante il giorno e non la notte, soprattutto sul finire della giornata, soprattutto se si sta molto in piedi o seduti. E che spesso si associano magari anche alla stanchezza. La interrompo perché vediamo di dare una risposta a un'ultima telefonata di questa puntata. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Sì, buongiorno, parla Luigina Barban. Prego signora, dica pure. Allora guardi, io ho fatto un'attacca col contrasto, l'ho fatta sotto Natale l'anno scorso e il problema era, non leggo tutto giustamente, a livello parenchimale, non alterazioni particolari, con modesta encefalopatia vascolare gliotica per età anagrafica. Nel contesto del seno simoideo sinistra si evidenziano segni di alterazione del flusso in concomitanza di regolari difetti endoluminali post-confrastrografici, di un quadro compatibile con fenomeni di trombosi venosa cronica. Io sono stata sia dall'ematologo che giustamente sono stata dall'angiologo, signora? No, dall'angiologo no, sono stata da prima, aspetti che ce l'ho qua. Quindi ha fatto un bel giro. Prima dal neurologo, sono stata dal neurologo che mi ha mandato dall'ematologo. La conclusione è stata che per età sono invalida al 100%, per l'età, per il costo della cura medica, per le medicine che prendo, non valeva la pena di rischiare un'emorragia cerebrale. Chiaro signora, la interrompo perché abbiamo finito il tempo a disposizione. Grazie per la sua telefonata. Dottore, cosa possiamo rispondere alla signora? È una patologia questa sempre trombotica, una trombosi venosa cerebrale. La tratta l'angiologo che la signora non ha ancora visto? Si può trattare anche l'angiologo, sì, e segue anche casi di questo genere. C'è anche il neurologo ovviamente che è interessato, anche in fase acuta. È una trombosi un po' particolare che può colpire le persone e che va trattata in genere con anticoagulanti. Adesso nel caso specifico... Chiaro, non possiamo dare un'informazione certo dettagliata, però insomma se ne occupa anche l'angiologo. Certamente sì. Un minuto proprio, poi chiudiamo perché insomma siamo anche un po' in ritardo, ma insomma abbiamo capito che le patologie vascolari sono tante, sono complesse, spesso sono insidiose perché spesso si manifestano anche, non si manifestano con dei sintomi specifici. Qual è il ruolo dell'angiologo nel trattamento di queste malattie, dottore? Il ruolo dell'angiologo, diciamo, è fondamentale. L'angiologo è la figura fondamentale proprio per la presa in carico di questi pazienti con malattie vascolari. Se prendiamo il versante arterioso, c'è sicuramente una condivisione del paziente con il chirurgo vascolare e c'è questa stretta collaborazione. Però abbiamo visto che per
parte della storia naturale della malattia, diciamo che l'intervento del chirurgo vascolare non serve, per fortuna, e serve invece una terapia medica fatta molto bene e un follow-up. Quindi terapia medica che abbiamo visto, controllo dei fattori di rischio cardiovascolare, terapia antitrombotica, terapia fisica e poi follow-up clinico-strumentale. E poi sa l'angiologo quando è il momento di far intervenire il chirurgo vascolare. Per quanto riguarda il versante delle malattie venose, per quanto riguarda la malattia tromboembolica venosa, anche lì l'angiologo è una figura fondamentale, perché spesso possiamo considerare la malattia tromboembolica venosa come una malattia cronica con possibili riacutizzazioni. Quindi c'è sicuramente una fase di acuzia dove l'angiologo ha molta competenza, ma c'è anche una fase poi successiva di follow-up in cui devono essere prese delle decisioni terapeutiche. Non tutti i pazienti hanno lo stesso rischio di recidiva se sospendono, quindi lì servono delle valutazioni che l'angiologo è in grado di fare per la sua competenza. Chiaro, benissimo, io la ringrazio, dottor Beniamino Zalunardo, direttore dell'unità operativa complessa di angiologia all'ospedale di Castelfranco Veneto. Grazie per essere stato con noi, averci spiegato molto chiaramente, aver dato anche delle risposte importanti, interessanti ai nostri ospiti che hanno chiamato da casa. Grazie dottore. Grazie a voi di averci seguito da casa, grazie ad Alessandro Granziera e Francesca Pezzo in regia. Vi lascio al film e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia. Arrivederci.